Questo festival nasce in un contesto storico e culturale ben preciso, che è appunto la città di Schio, una città che è conosciuta appunto come città del tessile, che ha saputo appunto negli anni appunto valorizzare una materia prima, trasformarla in eccellenza, che ha saputo dove l'innovazione l'ha trasformata appunto in benessere collettivo per tutto il territorio. È un festival che mette insieme quindi tante realtà del territorio, che crea relazioni e che appunto parla del passato, di un'eccellenza del passato, di un tessuto industriale, ma che guarda anche al futuro con l'entusiasmo appunto delle nuove generazioni. Noi siamo veramente lieti di ospitare anche quest'anno l'International Asclepion Film Festival, perché è un'occasione per raccontare i nostri luoghi attraverso un occhio diverso, che è quello del cinema. E sappiamo che il cinema è un'arte che riesce a riunire in se stesso vari aspetti della cultura. Il pensiero ad esempio di un costume, noi abbiamo una storia in relazione alla realizzazione dei tessuti, no? Abbiamo una storia industriale che ancora oggi si racconta, abbiamo un'archeologia industriale che è viva, non è statica, non è morta, perché accoglie questi eventi e sa raccontarli meglio di qualunque altro. L'aspetto di poter mettere insieme arti diverse in una città come la nostra, che è sempre ben accogliente, da questo punto di vista ha sete di cultura, è molto curiosa, e poter parlare anche di questo nella nostra città in un periodo magari un po' più rilassato come quello appunto delle ferie, che si avvicinano alle ferie, per noi ecco, è sicuramente vincente, lo riteniamo assolutamente vincente e pensiamo che questa realtà, questo festival possa crescere di anno in anno arricchendo la nostra città. Un festival che si svolge a Schio dal 30 luglio al 2 agosto e che si svolgerà principalmente in tutto il centro storico di Schio. L'obiettivo è proprio quello di far vivere il centro storico e gli spazi del centro storico, spazi espositivi, spazi dell'ex fabbriche Lanerossi. E questi spazi saranno occupati da eventi, mostre, concerti e anche ovviamente tante proiezioni, perché l'anima è sempre il cinema. Ci saranno anche sfilate di moda, ospiti d'eccellenza, ci sarà Valeria Golino il 2 che ci regalerà un'intera giornata partendo dalla mattina con un incontro col pubblico e una proiezione di un film come Il vento di Marco Simon Puccioni, presente anche lui alla proiezione. La sera sarà sempre con noi, sempre insieme a Marco Simon Puccioni, all'interno del Palazzo Toal di Capra. E poi tutti i giorni avranno diversi ospiti, l'uno lo dedicheremo a Alda Merini, ci sarà uno spettacolo teatrale che richiamerà proprio i testi di Alda Merini e sarà presente la figlia di Alda Merini, Emanuela Carniti, a cui Sofia Delia, un'attrice, una giovane attrice che ha interpretato Alda Merini da giovane nella fiction Rai, consegnerà proprio un premio alla memoria alla poetessa, la madre. E poi tanti ospiti internazionali, direttori artistici di festival con cui siamo in gemellaggio, tanti eventi, tanti personaggi, tanta professionalità e noi crediamo tanta qualità, che è quella che secondo me oggi manca e bisogna riportare in scena, e soprattutto anche un richiamo alla memoria, perché si sta un po' perdendo soprattutto nei più giovani la memoria e io credo che per avere della qualità bisogna appoggiarci a delle radici. Le radici fanno poi l'innovazione, se non si hanno radici non si può sicuramente evolvere e andare avanti e fare anche innovazione. Un altro aspetto che voglio sottolineare è la sperimentazione. Noi dedichiamo una grande parte del festival con cortometraggi in concorso, ma anche con tanti eventi che realizziamo, alla sperimentazione, perché è importantissimo, si sta perdendo sempre di più ormai la voglia e la capacità di sperimentare. E noi dedichiamo nel festival un settore proprio alla sperimentazione, perché vorremmo che fosse chiaro che per poter fare qualità, per poter avere novità bisogna sperimentare, bisogna avere il coraggio di investire anche nella sperimentazione, nelle nuove tecniche, in nuove idee, ed è quello che cerchiamo di fare con questo festival.